Siamo con Maria Bernardi, giovane regista segusinese. Allora, lei è di Segusino. Sì. Ci racconta un po' il suo percorso, come è nata la passione per il cinema e per l'audiovisivo e come, diciamo, si concilia il fatto di portarla avanti partendo da Da Segusino. Segusino. Allora, io ho fatto l'elementare ovviamente a Segusino, diciamo, che la mia infanzia è stata qui, poi il liceo l'ho fatto a Montebelluna, ho fatto Scienze Umane, che comunque è stato diciamo, un passaggio importante per arrivare al documentario, dato che mi sono iniziata a interessare di antropologia e sociologia. Mia madre comunque, diciamo, nel percorso invece dell'interesse verso l'immagine è stato fondamentale perché mia madre è pittrice, insomma, lavora molto con l'immagine. Abbiamo visto sempre molti film e ero molto interessata anche alla fotografia, al collage e diciamo per me è stato naturale in qualche modo in maniera abbastanza incosciente unire il mio interesse per l'antropologia all'immagine, al documentario. Quindi ho fatto la triennale al Centro Sperimentale di Cinematografia a Palermo, che è di sezione documentario, dove io ho iniziato a sviluppare non solo le capacità, diciamo, nel cinema documentario, ma anche nella sperimentazione, che è quello, diciamo, di cui mi sto interessando adesso in questo momento. Il fatto di venire segusino per me è, diciamo, un orgoglio perché comunque è un posto intanto a livello documentaristico perfetto. Quindi sì, vado molto fiera di questa cosa, ci tengo molto a dirlo. Allora, adesso parliamo un po' del tuo lavoro, Room 174, che possiamo definire un lavoro personale e sperimentale, che arriva al Rain Film Festival di Barcellona per ricevere la menzione speciale Mhm. della giuria. Ecco, è stato un bel traguardo questo. È stato un bellissimo traguardo, soprattutto perché questo festival nello specifico è un festival che proprio si concentra sul tema dell'intelligenza artificiale, che è centrale anche nel mio film, e soprattutto è un festival che si concentra sulla, diciamo, questione anche filosofica, che per me è fondamentale anche nel momento in cui si usano nuove tecnologie, quindi sicuramente è stata una grandissima soddisfazione. Sì. Allora, Room 174 nasce da un archivio molto personale, notti passate a dialogare con la webcam. Ecco, com'è nata l'idea di trasformare questo materiale intimo in un film? E perché hai scelto proprio l'intelligenza artificiale come interlocutrice? Allora, prima di tutto questo film è nato grazie a una residenza artistica che è Nouvelle Bug, che proprio propone l'iniziare a dialogare con questa nuova tecnologia. Infatti si propone di lavorare col cinema, i videogiochi e l'intelligenza artificiale. Quindi io inizialmente, ritrovando questo mio archivio, ho iniziato a riguardarmi dall'esterno, quindi è una sorta di pratica terapeutica di guardarmi come se fossi un'altra persona e avevo la necessità in qualche modo di dialogare con un'altra creatura. Infatti il film è veramente una comunicazione, un dialogo tra due creature, una diciamo fisica, anatomicamente diciamo biologica e una creatura virtuale che alla fine diciamo, capiscono che in realtà entrambi sono confuse rispetto diciamo, a questa crisi esistenziale, quindi ho scelto la I sia per diciamo, la residenza ma anche perché è un occhio ancora esterno che ha rielaborato le mie memorie ma anche diciamo, una interlocutrice diciamo, interessante e nuova per me. Quindi diciamo l'intelligenza artificiale che non si limita ad osservare, ma sembra quasi desiderare un'esistenza e quindi a un certo punto questo desiderio di esistenza porta ad un interrogativo sulla propria esistenza, Certo, giusto? certo, appunto perché comunque questo archivio nasce dal bisogno di trattenere le memorie per ricordarmi che esisto, nasce tutta questa rielaborazione che invece fa la I di queste memorie che lo rende ancora più umano e ancora più vicino alla mia memoria emotiva rispetto a quei momenti lì. Quindi effettivamente entrambe diciamo, abbiamo cercato di capire se esistiamo o non esistiamo dandoci una risposta che in realtà non importa. Non importa dare una risposta a questa domanda perché esistiamo in molte forme e non esistiamo in altre forme, quindi sì.
l'intelligenza artificiale nel mondo Mm, artistico è vista come il grande nemico, certo. mentre tu attraverso il tuo lavoro hai Mm. potuto dimostrare che in realtà non necessariamente è così. Sì, sì, diciamo soprattutto nel campo del visivo, quindi anche soprattutto dell'animazione, è vista come il grande nemico, ma in realtà io penso che ci siano due macro maniere in cui si possono utilizzare a livello creativo. Uno è perché comunque è uno strumento veloce ed economico, però che ha dei problemi etici, diciamo, in fondo perché comunque i dati che prende l'AI sono dei dati che stanno nell'internet e che decide qualcun altro in qualche modo. Quindi c'è un'altra maniera che, come diciamo, mi piace sperimentare con lei, è quella della sperimentazione e di utilizzarlo come uno strumento. Per utilizzarlo come uno strumento è fondamentale capire come funziona e fare dei ragionamenti sul mezzo, soprattutto in un momento in cui diciamo, l'AI sta esplodendo diciamo, nelle vite di tutti in tutti i campi, quindi penso che anche sia una buona maniera per educare e per quindi non avere paura di questo diciamo, mezzo. Grazie. Grazie a voi.